Benvenuti nel deserto del Bahrain. Il circo della Formula 1 è arrivato in città e le vetture dovrebbero scendere in pista a breve per l'inizio delle prove libere. La gara notturna di questo fine settimana sarà sicuramente una sfida per alcuni piloti, perché non tutti hanno esperienza con la luce artificiale e dovranno adattarsi velocemente alle condizioni. Si saranno già acclimatati e avranno preparato la loro solita routine del weekend in base al programma notturno, ma sono curioso di vedere chi riuscirà ad adattarsi più velocemente a queste condizioni. Ci vorrà un po' per abituarsi a vedere Sebastian Vettel vestire il rosso della Ferrari questa stagione. Dopo così tanti anni nei colori della Red Bull dovremo abituare l'occhio a vedere Vettel alla Ferrari. Sono sicuro che a Maranello sperano che il pilota possa dimostrarsi il campione che è per riportare la gloria del mondiale alla loro squadra. Sono le 6 del pomeriggio, ora locale. Ragazzi, prove libere accettabili, possiamo fare delle qualifiche migliori però, Sempre 27 gradi il bollettino. E bella raga, un saluto del comandante veneziano. Mi sono dimenticato. Adora questo circuito e se la sua vettura sarà all'altezza, probabilmente lo vedremo in lizza per la Vedremo. Ragazzi, 10° posto in qualifica, molto bene. E queste sono le mie qualifiche, c'è poco da fare. Io sto in media in questi giri. In queste posizioni. Dai, positivo. Possiamo fare punti anche in Bahrain. Buono, beh, Gigi, ragazzi. Le Mercedes volano in maniera devastante. Buono. Guarda Alfonso. Sta andando bene Alfonso. Eccoci qua, fioi. Siamo in Bahrain. E il Gran Premio del Bahrain inizierà tra pochissimo. È stato un giro fulminante quello di Lewis Hamilton nelle qualifiche di ieri. Lewis Hamilton. Se riuscirà a partire senza problemi oggi, potrebbe essere intoccabile. L'aria che ha di fronte è incontaminata, quindi cercherà di aumentare il distacco nei primi giri. Se le auto in seconda e terza posizione riescono a stargli vicino fino alla prima sosta ai box, potrebbero cercare di avvantaggiarsi rientrando in anticipo. L'ultima volta abbiamo visto una bella vittoria di Lewis Hamilton. Ma perché Lewis? La gara di oggi con lo stesso entusiasmo. Sa che può farcela se non avrà problemi di affidabilità con la sua Mercedes. Quando è in forma Lewis può battere chiunque, nessuno riesce a stargli dietro. Riesce a rosicchiare quei decimi di vantaggio che per altri sono impossibili. Oggi mi aspetto di vederlo particolarmente forte nel primo settore. Vai fioi. Tensione alle stelle. E si parte. Gran Premio del Bahrain. Vai fioi. Sotto le stelle. Grandissimo come quarto posto meno. No. Purtroppo mi supera Rikkionen. Buona partenza magistrale, le incredibile partenza del francese puro. Quarto posto e si gode. È chiaro che sarà impossibile tenerlo, però io ci provo. In questo primo anno come indiano. Con il nostro toro rosso di Verstappen. Buono. Sì, ma che perturbazione può arrivare, Alex. Un po' rincoglionito il piccolo Alex. Un Alex un po' curioso quest'oggi in Bahrain. Non presa benissimo questa curva. Abbiamo Raikkonen però attaccato al culo, sarà durissima comunque. Sarà molto dura tenere la Ferrari dietro. Però ci proviamo. Il Come ci prova. Primo giro completated. Carburante standard e Raikkonen è già qua. Raikkonen mi supera facilmente. Poi tento il contro sorpasso che funziona. Oh yes, il paletto se ne va. Oh yes. È veramente il Come, questo debutto come indiano in Formula 1 è veramente devastante. Sublime. È sempre più sublime. Curva presa non propriamente meravigliosamente.
socio come... C'è molta concentrazione perché se il quarto posto sarebbe una cosa miracolosa, impensabile. Però... mi stanno andando via il culo gli altri, eh? Devo difendermi con le unghie e con i denti finché ho queste monoposto, non posso fare il figo. Già non lo posso fare neanche con la Mercedes. Buono, buono, qua ho guadagnato qualcosa. Nessun ritiro per il momento. Buona gara della Toro Rosso di Veneziano. Giro record di Gigi, fastest lap del buon Gigi. Buon giro di Gigi. Ecco. Una cosa che mi sta abbastanza sul cazzo, il DRS. Certi lampioni del Bahrain vaneggiano, eh. Lo voglio dire, pagate le bollette, ragazzi. Pagate le bollette. Dai, come su. Per il momento gara regolare. Per ottenere il quarto posto mi sembra un'impresa disperatas. Sicuramente le Ferrari sono più veloci, ma insomma finora non sto tagliando strade o cose, quindi non è contro il regolamento, anche se sei più lento stare davanti e cercare di difenderti. È chiaro che con gli RS adesso mi massacrano. Eccolo là il primo è Ricchionen. Ma il Kuma tenta il controsorpasso. Very good Kuma, very good. No. Che sofferenza raga, che sofferenza. Comunque si dice che forse non si possono mettere le mod. Se è così è un disastro. Se hanno bloccato il gioco così è veramente una vergogna della Codemasters, eh. Cioè mentre sono cazzo delle licenze, non puoi bloccare addirittura i file per... Dai, va, lasciamo perdere, va. Lasciamo perdere ragazzi, che sono una sosta di box, siamo in prima posizione, chiaramente per pochissimo ho ritardato la sosta di un giro perché ho visto tanto traffico. Vediamo se mi va bene o se mi va male. Gigione Hamilton chiaramente in first position. Stiamo facendo una buona gara, vediamo se riusciamo a mantenere il quarto posto, la vedo molto dura però. Proviamoci almeno. Lunghissimo. Lunghissimo, lunghissimo. Dio santo. Su Hamilton mi rompe anche i coglioni. Vaffanculo Hamilton. Carburante magro. Vai. Vediamo dove vado a finire. La tensione adesso è alta. La tensione adesso è alta. 4. No, perdo già posizione. Sì. Ne ho persa una. Da Button. Boh. Una posizione ho perso. Però ho guadagnato a livello di distacco. O no? No, ma no. Ma perché mi fa uscire così? Dai. Non siamo là. Però Button, boh. Grassa, andiamo di grassa. Non capisco come ha fatto a perdere la posizione su Button, sinceramente. Proprio non riesco a capacitarmene, boh. Queste cose mi fanno girare abbastanza il cazzus. Abbiamo Ricciardo, Massa, puoi guardare di là, rischio di andare anche fuori. Come ho fatto a perdere la posizione su Button non lo so, ho potuto capire su Massa, ma su Button proprio. O devo ancora andare ai box, speriamo. Montano un po' i coglioni Massa, madonna te.
Guarda come ti colpiscono però, mamma mia, oh. Quanto vorrei danni come nel cubo della moda, sembro già fuori ste monoposto di merda. Devo spingere, fioi. Dai, vai box, button, perché tu ti chiami button, non button. Button, vai box. Button, hai box, riguadagni la tua posizione. Dai, 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 spingi, 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 spingi. Yes! Mi sembrava impossibile, cazzo. Quarto posto, siamo ai piedi del podio, è incredibile. Che gara, ragazzi, che gara. Anche la strategia di box ha funzionato. Finalmente hanno funzionato un paio di cose in casa Toro Rosso. Very good, very good. Lo so. Ragazzi, lotta pura con Raikkonen e Ricciardo per la quarta posizione, cioè non ce la faccio più. Sono 3 giri che avanti così, il motore è anche surriscaldato. Il come deve ritardare la staccata il più possibile. Ma Raikkonen è più veloce, fioi. Kimi è più veloce. Ma stai zitto. Raikkonen è messo meglio, la Ferrari, fioi. Ma con Toro Rosso stiamo facendo anche troppo. Piano, piano, piano. Lascialo andare, lascialo andare. Ma stai zitto, Alex. Dai che sente la pressione Raikkonen. Dai che la sente, dai che la sente. Ricciardo è là, c'è poco da fare. Ho le gomme che se ne stanno andando, anche questo è ufficiale. Piano. L'è dura, l'è dura. L'è molto dura. Comunque le rotture del motore, queste cose qua ci sono, proprio la safety car manca. Peccato perché la virtual e la safety rimescolavano bene le carte a mio parere. Perdo anche la quinta, perdo. Evviva. È un pazzo Hülkenberg però. No, mi interessa, cioè. Non mi interessa. Cioè, è impossibile, qua ti vengono addosso dappertutto, cazzo faccio? Prova a ritardarla. Buono. Vengono tanto, dai, questa forse è la cosa peggiore, che l'IA è bella, aggressiva, però ti viene tanto addosso. Dai, andiamo a prendere sto quinto posto, dai. Volevo il quarto, ma Raikkonen ha dimostrato di essere migliore. Cioè, il motore è caldissimo, fioi. Ho capito, stronzo, ma cosa faccio? Non è che ho... Raikkonen se n'è andato, giustamente, oh. Cazzo vuoi? Sto ingegnere messa sulle balle, è una voce di merda. Non so se si può mettere il sottotitolo in italiano e dialogo in inglese. Ecco ragazzi, vi chiedo sta cosa. Hashtag come indiano, che cazzo faccio? Cioè, posso mettere la lingua audio inglese e i sottotitoli in italianos.
Mamma che lotta, fai per il quinto posto e ancora Ricciardo. Carburante standard. Niente, anche Ricciardo se n'è andato. Anche Reccia se n'è andato. Ma il come ci prova di cuore. Ma Ricciardo ancora, ma puttana miseria, oh. Mamma mia cosa ho combinato. Vai, vai. Vince Gigione. Vince Gigione. Non sto rischiando di perdere 1000 posizioni. Dai come, dai come, dai come. Questa è la curva, se la faccio... l'ho fatta proprio male adesso. Proprio adesso l'ho fatta male. Ci provo lo stesso. Mamma mia. Mamma mia, non ce la faccio. Provo tutto all'ultima, Fioi. Staccata dalla vita, tipo MotoGP. Dai. Dai, cazzo. Sì. Quinto posto. Quinto posto. Quinto posto. Yes! Mi è andata bene, ragazzi. È andata molto molto bene. Bravo comandone, dai. A fatica ma ce l'ho fatta. Per la Mercedes e vittoria per Lewis Hamilton. Lewis, grande Lewis. L'inglese è stato il migliore in pista e ha meritato pienamente la vittoria. Sono contento. Che il pilota si trovi in perfetta Sesto posto, 30 sintonia con la punti. sua Bene, bene. idea. Molto molto bene. E Massa lo sto distanziando sempre di più. È tutto per il Gran Perfetto. Premio di oggi. Un saluto da parte nostra e arrivederci. Quarti sempre in scuderia. Tutto regolare. Raga, ho salutato il comandone veneziano. Ciao!